Signore, pericoli. Com'è? Piero Gatto Piero Gatto e Salvo Sorci. e Salvatore. Piero, ma non vi... Io ho paura che guidi questo... No. Ma non c'è la patente per... Vabbè, se per questo manco per la macchina la patente. Comunque, ma perché il suo cavo? Perché mi ha fatto portare il cavo? Guarda, c'è una... Perché dobbiamo prendere il cavo? Perché dobbiamo... Oggi c'è una puntata bella pesante, strong. Allora, intanto dobbiamo vedere, dobbiamo trovare un poco per gli ultras. Certo. Qualche prodotto giusto per... E siamo nel posto Siamo giusto. nel posto giusto. 2 minuti, aspetta. Picciotti, non si può camminare questo cavo. Le edicole Gatto e Sorci speciale giovani campioni da direttamente agenzia di materiali edili di Paola Barbara. Vai! Oh Salvo, qua abbiamo tutto. Ma qua c'è il materiale per l'Ultras addirittura, tutto quello che serve per distruggere una partita di pallone. È Allora, impressionante. amici ultras. Amici! San Giovanni Gemini, Ribera, Favara, Parma, chiunque, tutti, campionati d'eccellenza, volete distruggere una partita? Venite da Di Paola. Venite da Di Paola, va tranquillamente. Cioè, Vabbè, ma con queste poi sono. Sai perché è bello? Perché poi è pure affusolato. Quindi se uno punta il direttore di gara, proprio lo mira col mirino. Sì, e gli arriva direttamente. ma quanto ci vuole perché 16 euro al metro quadro, però è meraviglioso. Mi vede il rivestimento. ma un metro quadro di questo facciamo lasciare. Possiamo uccidere tutti gli arbitri del E questo mondo. di qua no? Questo è bellissimo, Questo è quello è che adoro. Dico, guarda, io essendo artista io adoro queste cose perché è prettamente decorativo. Queste sono pietre speciali meravigliose, vedete, tutte striate, quindi ma colorazioni varie, variopinte, utilissime per decorare i vostri appartamenti o comunque per uccidere il vostro nemico del cuore. Con 2 euro. 2 euro a pietra, però che pietra, ragazzi, Ecco, vi spaccate la testa, onestamente, una Quindi, corsa all'ospedale che non finisce. Cari tifosi, da Di Paola c'è tutto Materiale per uccidere i direttori di gara e gli avversari. Niente. No, non può essere. Non può essere. Sì, è trabalato una così, quello che abbiamo combinato. Abbiamo combinato di tutto, quindi Questo ragazzone qua chi è? Questo ragazzone qua. siamo con Bartolo Caronia, uno dei Grande. giovani più promettenti della realtà Parmonval, protagonista l'anno scorso della grande cavalcata che ha portato a girare l'Italia per i playoff alla Dice squadra. giochi che i giovani, ma non ne sono i giovani, gioca con i Dizzo, non è un giovane. Sono giovani vecchi, l'importante Giovani è questo. vecchi, Questo è il giovani secondo anno, un anno della conferma per Bartolo all'interno della realtà del campionato d'eccellenza. Siamo qui a disturbarlo, a vedere cosa ci racconta di questa sua esperienza ormai biennale in questo campionato, sempre che per un giovane è sempre un grande banco di prova. Allora, intanto vi ringrazio per le belle parole spese nei miei confronti. Comunque in questi 2 anni ho visto un campionato, diciamo, molto interessante perché già lo conoscevo qualche anno prima e seguivo la Parmonval anche da piccolo. Era un campionato diverso. Quest'anno ho visto la protagonista, è un po' anche più bello, anche vedendo piazze come quelle di Marsala oppure stesso Campofranco, a San Cataldo. C'è diciamo, un bel clima all'interno di questo campionato. Io personalmente l'anno scorso ho fatto tante presenze, anche arrivando fino a piazze come ad Andria o a Castrovillari, e mi sono trovato abbastanza bene, anche giocando come un novellino. Alla fine quest'anno sono stato riconfermato e considerato come anche un grande. Dico, sono cose che mi possono fare piacere e quest'anno mi sto ripetendo, non con i gol, però anche con le prestazioni. Mister, grande maturità da parte di Bartolo, già lo vedi, formato già calcisticamente come un professionista. Ma no, ora, io sono ascio giocatore. Questo già la dico, già la carne che capite bianchi. No, comunque Bartolo, avere Bartolo considerato che giocando in questi campionati, se tu hai giovani buoni, hai risolto il 50% dei tuoi problemi, quindi la Parmonval è mai rinomata per avere dei giovani eccezionali, quindi ne vedremo anche a seguire questa trasmissione, vediamo anche qualche altro giovane interessante. No, Bartolo è una garanzia perché dove lo metti, ma lo dico veramente non perché siamo qui presenti e ce l'abbiamo qua davanti, però Bartolo dove lo metti suona. Io gli vorrei dire invece, a chi stiamo fra di noi, solo 6-7 mila ci stanno guardando, Bartolo, ma tu il tuo ruolo che preferisci, dove proprio ti senti Bartolo Caronia? Qual è? Qual è? Che ancora non l'hai caputo? Io lo so. Allora, il mio ruolo principale è la mezzala ed è quello che preferisco di più perché a me piace inserirmi da dietro,
anche nel costruire la manovra, il fraseggio, era quello che amo di più. Però durante gli ultimi 2 anni ho fatto il quinto di centrocampo e di difesa, che ormai dopo 1 anno e mezzo è quasi diventato un mio ruolo. All'inizio ero adattato, mentre ora diciamo, è una cosa che è diventata più mia. Sono stato adattato pure terzino, cosa che finora mi è riuscita abbastanza bene. Però il ruolo che preferisco di più è fare la mezzala, che è quello che diciamo è quello che voglio. Pronostico. Giustamente, adesso Pronostico. siamo qui con Bartolo, che alla fine avete capito che è un po' come Florenzi nella Roma di Garcia, perché dove praticamente tipo, c'è un ruolo da ricoprire, l'emergenza lo chiama. Ma poi quant'è? Mi sembrava più basso. Mi sembrava più basso. La verità è che Piero Gatto giustamente accorcia con la vecchiaia in tutto questo. lo so. Che partita gli facciamo fare a Bartolo? Facciamo un bel Mazzara Ribera. Là, Bellissimo, Mazzara bellissimo. Ribera, come la vedi Bartolo? No, Partita... Secondo me il Ribera potrebbe avere la meglio sul Mazzara, Wow. anche sperando in qualche risultato positivo per noi. Ma questo Mazzara, giocarci di fronte, com'è stato, diciamo, come la vedi questa squadra? Perché per molti è stato criticata per il gioco o non gioco che fa, quindi fa giocare male l'avversario. Ma è una squadra veramente più forte di quello che sembra. Io non ci ho giocato contro perché la partita ero in panchina, però posso dire che il Mazzara ha buone individualità da davanti. Cioè, ha Però l'esperienza. io mi ricordo, tu eri in panchina quest'anno, l'anno scorso c'era Sabo. L'anno scorso. L'anno scorso Bartolo ha giocato a Mazzara, io dico a chi non... E io ho fatto il golletto. Quindi... Ma infatti aspettiamo il ritorno al gol più che altro, noi perché... Ma se gioca terzino, se gioca eravamo abituati bene. Eravamo Abituati bene col pizzetto. Mister, centrocampo, facciamo 4 gol all'antica. Esco dal forno direttamente. Ragazzi, Quale pizzeria e pizzeria? non c'è più niente, basta con questo spreco di denaro, Con basta. 500 euro abbiamo un forno professionale. Pizza, pasta, cose Pasto- buonissime. Niente, cose- abbiamo Piero Gatto infatti è Io già 2 ne ho ne presi. ha presi 2, quindi non sa neanche perché l'ha preso uno per Natale, non sa più 2 ne ho regalare. preso, sai giù qualche ce ne dai, 500 euro. Quindi per tutte le cose da forno e per mettere in caldo le partite, il bel fornaccio che Dove? sempre qua da Barbara Di Paola. Non è che la famiglia Caronese fa mancare niente, è che io ho avuto un maschio, uno, le pallone, niente. Lui ne ha avuto- Fortunatamente. Lui, nostro amico Gioacchino, ne ha avuto 2, tutti e 2 giocatori. E lui non sa giocare. E penso- Gioacchino non sa giocare, fa la palla. Qua abbiamo l'altro Canonia, Domenico, che è esordito quest'anno. detto anche il fiorellino dei poveri. Ha Disgrazia. esordito quest'anno. Ha esordito quest'anno contro il progetto, sì, contro il Monreale. Contro il progetto 1. Ma in tutto questo, diciamo, qual è stato il momento più difficile? Cioè, perché comunque lui, al contrario di Bartolo, ha avuto un processo di crescita più lungo, giusto? Di maturazione più Allora, lungo. ti dico io cos'è. Sono gemelli. Bartolo su tutto, perché Bartolo è 1,90 m, vedi quante. Quindi, infatti, lui però è più forte perché. Hai visto? Si è vendica. sbilanciato Gatto, non è No, giusto? più forte proprio più forte. Strutturalmente. Infatti la sera si picchia, vedi per quel patto. Si uccidono. Però sono due. No, dai, due- qual è stato il momento più difficile? Perché il momento bello, ovviamente, è l'esordio, poi fare parte di una squadra che è un'elite di questa categoria. Allora, il momento più difficile voglio sapere da te, perché non è, i momenti belli è bello raccontare, quelli difficili invece molti non lo sanno. Beh, effettivamente il momento più difficile è stato quando... Cioè, sono stato fuori per un bel po' per infortunio. Poi, effettivamente, mio fratello ha avuto molto più esperienza di me, no? Quindi, gareggiare contro lui, effettivamente, nel ruolo dove è stato lui per un pezzo terzino, adottato, anche esterno, è stato difficile, soprattutto gareggiare, appunto. Cioè, col Monreale ho avuto un'opportunità, ma la sono giocata bene, penso. Magari do una speranza al mister di contare su di me per il resto della stagione. Hai visto? Ma questa maturità di questi ragazzi Caroni è impressionante. Ma ricordiamo che comunque sempre il discorso Juniores Palmon che non sbaglia mai un anno, perché la Juniores anche per quest'anno primeggia nella classifica e quindi noi parliamo della Juniores perché è un prio parlare della Juniores perché è prima
ha perso pochissimo, forse una ne avrà perso. Una partita soltanto, la scorsa. E la scorsa perché ovviamente capiamo benissimo che i giovani interagiscono con la prima squadra, quindi magari per un'esigenza di formazione di prima squadra magari qualche uno non ha potuto giocare, però questa formazione della Juventus è veramente forte e avremo modo fra poco di vedere un po' di altri protagonisti di questa squadra. Un pronostico anche a Domenico. Facciamo San Cataldese Camarat. Oh, bella partitaccia. Allora, come la vedi? Molto dura, penso un bel pareggio. Un bel pareggio, mamma mia. Possono giocare. Questa è una sorpresona. Sorpresona, però ci crediamo perché... Il Camarat è un avversario molto rognoso. Anche se per ora un po' di Anche discorsi ci sono e quindi... discorsi, però penso che entrambe le squadre possono giocare. No? Diamo per Perfetto. buona quella che dice Domenico. Ci fidiamo di Domenico. Ora, dobbiamo fare capire perché noi ci stiamo muovendo in una certa Scusa, la maniera. puntata La Meglio Gioventù, stiamo andando alla ricerca della Meglio Gioventù. Dal produttore del materiale Al consumatore. al consumatore, perché giustamente c'è uno accanto materiale edile e chi ne fa? Certo, dicevo, i vari... L'abbiamo qua. La bella, che cos'è? Casa Bella di Antonino Cincotta. Siamo qui perché? Perché c'è uno dei giovani talenti più interessanti della categoria. Ciao amici dell'edicola. Oh Mauro! Ciao. Grande! Ciao! Signori, siamo veramente con la rivelazione del campionato perché è indubbio. Vero. Io non so se ancora già a tuo padre hanno tempestato di telefonate, ma mi sa che ogni volta che noi parliamo di Parmaval al di fuori di Palermo, tutti che ci chiedono notizie su quello della tua ottima stagione, diciamo che è una stagione incredibile. No, vabbè, dai, Cincotta già nei allievi si era messo in evidenza, infatti noi l'abbiamo segnalato prima alla Palma, ma poi anche ad altre squadre. E quindi a chi lo abbiamo segnalato si mangiano le braccia, cioè, poteva essere nostro perché effettivamente Mauro è un protagonista, non si vede che c'è un giovane. No, ma infatti, poi soprattutto anche sotto il profilo caratteriale, anche fisico, adesso diciamo il ragazzo... No, è tosto. Io lo ricordo all'inizio anno già, quando almeno 5-6 cm l'hai preso. E ti dico una cosa, che ha avuto qualche problemino che ha avuto Mauro, ne ha risentito la prima squadra anche nei risultati. Beh, infatti, quindi siamo qua. Allora, Mauro, cosa ci racconti? Qual è stato il momento più bello quest'anno? Perché noi vogliamo sapere qual è stato il momento più bello. Proprio dato che stiamo poi sul finire di questo campionato, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di bellissimo, certo, magari facendo i playoff. Allora, il momento più emozionante è stato quando ho fatto la prima presenza in eccellenza. È stato un momento molto emozionante, soprattutto quando ho fatto il gol contro il Mazzara, che è il mio primo gol in eccellenza, non si scorda mai. È anche un bel gol, perché io mi ricordo è stato un tiro da fuori, mi pare. No, su calcio d'angolo, una respinta. Ah, perché lui non è che ne ha fatto uno. Ma infatti... Io me ne sto ricordando altri. Vabbè, andiamo avanti, dai. Piero, comunque non ti smentisci mai in tutto questo. Allora, proseguendo con questa avventura, intanto tutti fanno il gol al Mazzara. Diciamo che il Mazzara con i giovani della Parmaval porta bene, quindi perché poi anche Bartolo aveva segnato l'anno scorso a Mazzara. Io quello che ti voglio chiedere è adesso, da qui alla fine del campionato, dove è stata una stagione particolare, perché siete partiti per ucciderlo questo campionato, poi ci sono state delle piccole difficoltà, adesso vi state rimettendo in carreggiata. Ma questa squadra materialmente, giocando contro le più forti, ha qualcosa veramente in più e poteva fare di più secondo te? Ci sono stati degli ostacoli, però noi andiamo sempre avanti, allenandoci, migliorandoci in allenamento. E soprattutto con il mister pensa bene che ci aiuta a migliorarci ogni giorno, soprattutto i grandi ci aiutano a noi piccoli che ci danno dei consigli come muoverci in campo. Poi di fronte a squadre ogni partita ha una sua storia, cioè si inizia da 0-0, poi non si può sapere come finisce. Certo, ovviamente se i giovani vanno avanti il merito anche di una buona perché diciamo sempre che la Palmoball per i giovani è stata sempre un'ottima vetrina e comunque Mauro quest'anno secondo me noi abbiamo visto parecchie quasi tutte partite di questo girone e devo dire veramente che chi ci segue anche di categoria superiore Mauro ci può stare bene in tutte le squadre.
Piero, la domanda che voglio fare adesso io a Mauro, dopo questa prima stagione che è stata veramente trionfale a livello di prestazioni, ma quello che vuole Mauro Cincotta del suo futuro, il suo desiderio più grande a livello sportivo, qual è? Questa è una cosa bella. Vorrei arrivare il più lontano possibile, migliorandomi sempre e soprattutto, non so, arrivare nella Serie A, sperando il più bene possibile. La liquidizia buona, tu puzzaraio, Caramella Casabella, cioè comunque Piero Gatto è una persona indegna, io ho paura per sua moglie, quindi perché lui mangia pure i mobili a casa. Signora Giusy, ha tutta la mia, diciamo, ciao approvazione. Giusy, che saluto. Ti voglio ciao mamma. Ciao mamma. Mamma ti salvo, ma con io, bravi. Veramente, uno stato di famiglia pietoso, Bravo. peggio di quello che abbiamo noi in tutto questo. Questa è bella risposta. È bella risposta e giustamente i giovani devono sognare. Il calcio è proprio il volano ideale per i giovani per lanciarsi soprattutto con il mondo dei sogni che possono realizzare, soprattutto quando hanno la testa sulle spalle, una famiglia dietro come c'è Mauro, perché ricordiamoci la famiglia è importante, come nel caso precedente dei due Caroni, quindi salutiamo il cameraman in tutto questo. Bravo. Allora Piero, una domanda tecnica per Mauro, perché ci sta. Inghiotto- Fai l'allenatore per un momento, non ti dimenticare di essere un inghiotto allenatore. la caramella. No, ma a me piace proprio a livello tecnico, voglio capire cosa quest'anno è successo, perché giustamente passare dagli allievi all'eccellenza è un altro calcio. Io vorrei sapere da lui proprio la sua sensazione di questo proprio passaggio tra il calcio dei piccoli al calcio dei grandi, anche perché lui è tenuto molto in considerazione e quindi e soprattutto quale qualità tecnica ha migliorato di più. Mi piace proprio questo. Infatti. Il passaggio tra gli allievi, cioè la categoria piccoli e l'eccellenza è proprio completamente diverso. Soprattutto, cioè, negli allievi giochi con ragazzi della tua età oppure ancora più piccoli, quindi puoi fare più differenza. Mentre categoria eccellenza si fa la differenza, però non come gli allievi. Ed è un po' più difficile, però mi sto incrementando bene, cioè miglioro sempre. Poi la qualità che hai migliorato di più, qual è stata? Non lo so, un po' di tutto ho fatto, cioè il mister mi ha insegnato tante cose, soprattutto come posizionarmi in campo e negli inserimenti, un bel po' di cose mi ha insegnato. Cose belle. Casabella con cose belle, quindi Ma hai visto qua? sì, l'ho visto, infatti poco fa io sono rimasto estasiato perché veramente diciamo fior di pavimentazioni, fiordo infatti, e che è industrie ceramiche che rifornisce direttamente, cioè non c'è passaggio di mano, quindi c'è il discorso di qualità, prezzo. Ovviamente un prodotto italiano assolutamente italiano e quindi con qualità manufatturiera sicuramente del 100% a livello internazionale, riconosciuto in tutto il mondo, per una grande applicazione per le vostre abitazioni, le vostre diciamo attività e tutto il resto. Piero Gatto sta salendo e mi vuole distruggere. Oh mio Dio, quindi non ti avvicinare così perché lui è alto, cioè, però mi va a mettere da sotto. ma cioè noi gareggiamo sempre. Veramente, guarda, qua siamo in una situazione di professionalità, guarda, Assolutamente. si capita a fare i case, picciotte, casa bella. Dal produttore al consumatore, direttamente, veramente, cioè veramente. per pavimentazioni soltanto di altissima qualità. L'ora del pronostico, e allora abbiamo, no, Che cosa c'è? Chi è? questo è importante. Campofranco progetto 1. Ma che pronostico è? Vabbè, dai, riposa il Campofranco, dai. Andiamo avanti e abbiamo Profavara Mussomeli. Come la vedi? Dai, intanto Profavara. Una bella Mussomeli. partita, combattuta secondo me sarà questa partita. Si giocherà però. Sì, Perché Mussomela mi gioca 6 pizze, quindi. penso che si giocherà. Quindi. Non so, come la vedi? Che ti piace? Profavara dentro, Mussomeli ci Io dovete Profavara. giocare, quindi attenzione perché ancora ci dovete giocare, magari attenzione alle gambe. Comportati bene con gli amici di Mussomeli. non so, X mettere. Oh, Un bel X che non fa male a nessuno. Comunque ma fa bene alla Parma, ma perché con tutto l'X, questo capito? va bene alla I Parma. ragazzi. Prima o poi si giocherà questa partita contro il Mussomeli, secondo te? Speriamo più Ma io presto. penso per Sagosto, da così qualche partita si può giocare.
l'abbiamo voluta noi, proprio ce lo siamo impupati, l'abbiamo messo qua. Posizione Posizione padrino direttamente. Allora, il titolare di tutto questo bel vedere, sì, ma infatti siamo qui, diciamo, abbiamo goduto di queste belle cose che ha qui Casabella, però vediamo, siamo qui proprio col titolare, signor Rino Cincotta, per sapere che cosa si fa qua a Casabella. Noi ci occupiamo un po' di costruzione, ristrutturazione, costruzione nuovi, tutto quello che necessita nel campo edilizio. Perfetto. Hai visto, tipo, Casabella, tipo, non è che... Cioè, qua abbiamo fatto... È piena di cose bellissime, anzi venite soprattutto a trovarlo. No, ma la cosa che a me è che io... allora, Casabella è qui alla sede a Partanna, Mondello, e io sono un vicino di Antonio. Ha un tiro di schioppo, Piero Gatto sta a un... Lui mi dice sempre, non devi russare, perché siamo proprio a due passi. Ma la cosa importante, comunque, che è rinomato per quello che è la qualità dei lavori che svolgete. Io adesso non è che lo dico perché... per fare il marchettone, però veramente fornite un lavoro professionale ed è molto grazioso e molto soddisfacente nel campo. E voglio dire, ma tutti dicono una cosa, sì, ma quanto non facciamo Cincotta? Non è così. Non è così, tutti dicono che sono caro, poi alla fine, al lieto fine, si rendono conto che non è caro Antonio, è una persona umile e seria. Antonio Cincotta, veramente, fatevi fare i preventivi da gente professionista, che alle volte sai cosa succede, vabbè, tu lo sai meglio di me, che per prendere il lavoro fanno dei pezzi proprio stracciati, se lo travagliano a fare poi 5 vuote, e quindi allora stringiamo. Signori, la qualità diciamo, ha un prezzo, ha un giusto prezzo. Andiamo dai professionisti come Antonino in Cincotta. tutto questo la possiamo fare una cosa proprio un momento love story tra padre e figlio. Dai. Allora, quest'anno di Mauro, diciamo, quest'anno di Mauro è stata una grande svolta dalla classifica che sta svolgendo oggi alla Parmon Valle, anche grazie alla società e anche al mister che sta seguendo bene, anche a mio figlio. E anche l'edicola di Gatte e Sorci. E anche Gatte e Sorci che sono un poco traballante. Comunque, che orgoglio è avere un figlio comunque che già ha fatto passi da gigante in un anno. È un orgoglio che si deve sentire, solo il padre lo può sentire, quello che si sente dentro. E infatti, e molti anche di meriti comunque della stagione di Mauro, quello l'ho già detto poco fa, sono anche per te e per tutta la famiglia che lo segue. Gli impegni che abbiamo noi verso i figli. Che è una cosa meravigliosa. Quindi un'altra grande bella esperienza della meglio gioventù. Un saluto qui da Casabella, ci spostiamo adesso al campo. Non c'entra niente con la trasmissione La Meglio Gioventù, però con Nicolò Bonito, ovviamente Piero Gatto sta arrivando, guarda che scatto felino. Meglio, sempre illuminato, va a 2000, guarda, è imprendibile, una punta incredibile, altro che attaccanti. Allora, subito, pronostico veloce, dattilo Marsala. No, veloce perché dobbiamo scappare, perché saltavamo per casa. Quindi... Over, diciamo over, dai, un pronostico over. Dai, chi vince? 1x2, dai. Io credo che vinca il Marsala. Ok, grande Nicolò Bonito, poi che c'è? No, il muretto lo fanno sempre più alto, perché per entrare noi... Piero Gatto, vai a cagare, dai, grazie Nico. La meglio gioventù, non possiamo mancare giustamente con che cosa? Un'espressione della migliore gioventù, stavolta degli allenatori. Il mister. Apprendista. Non è vero, dai. Ma questa cosa dell'analista, Giuseppe Cero. No, mi avevi giurato che con Rotondo come è andato a finire? Mi avevi giurato? No, io ho preso una settimana di pausa. Esatto. Ricominceremo già da domenica. Abbiamo i fans che ci chiedono, diciamo, Cerro, immagini, analisi, queste cose così ormai. Giusto nel gol più bello del mondo, non c'era. Si va a rompere la telecamera. Giusto. Allora, questa meglio gioventù stai facendo un campionato straordinario per Galattico con questi ragazzi della Juniores. Questo campionato Juniores che, dai, ti mancano poche partite per tagliare il traguardo di questa vittoria. Dico, non ti toccare perché non ti stiamo inquadrando. Alza le mani. Però dico, raccontaci questa esperienza, diciamo, che con questi ragazzi. No, dopo 10 anni di settore giovanile fatte con mio padre, la Juventina Palermo. Ciao Tonino! C'era grande voglia di migliorarmi, di continuare, di vedere ora cosa devo fare della mia vita, che comunque ho 27 anni, e ho avuto questa opportunità alla Parmonval, sono
mie amiche che mi hanno accettato subito, hanno fatto sì che io fossi collaboratore di Pensa Bene con questo ruolo che li vedi nella lista, e in più mi hanno dato la Juniores. Sin da subito ho voluto farla in maniera diversa, perché purtroppo la Juniores è un campionato che non tutti guardano, non tutti stimano, perché magari vanno gli scarti di quelli che non sono in prima squadra. Io invece ho voluto fare diversamente, ho preso 20 ragazzi che non fanno parte della prima squadra e li ho allenati, stiamo facendo questo bel campionato, non so come finirà, stiamo facendo questo bel campionato, ma sin da subito la cosa che volevo dire era questa, ragazzi, che noi facciamo parte della Juniores. Purtroppo succede una volta che a dicembre molti se ne vanno perché non approdano in prima squadra, invece questi ragazzi hanno voluto fortemente questo campionato, lo stanno facendo, piano piano qualcuno è andato a fare anche qualche presenza in panchina. Parliamo di Abdullah che già hanno pure esordito in prima squadra, hanno pure giocato, Valle è andato pure in panchina e come loro altri nomi che in questo momento magari mi sfuggono. Quindi l'obiettivo era questo, portare questi ragazzi là, se poi ne deriva anche una vittoria di un campionato, come quello Juniores, siamo pure contenti. Certo, una Juniores alla Palmonval non è da tutti, perché giustamente noi sappiamo sempre che la Palmonval per i giovani è stata sempre nominata un po' in tutta la è una Sicilia. Panchina calda. È una panchina calda, quindi fare bene nella Juniores della Palmonval è un buon biglietto da visita. Ma invece devo dire una cosa, questa prima esperienza, perché insomma alla fine i Juniores è stare a contatto con questa eccellenza, perché alla fine cioè, non stiamo parlando di un'eccellenza qualunque, stiamo parlando di un'eccellenza che ahimè era candidata a vincere il campionato e quindi diciamo una piazza veramente importante. Quindi cosa si prova per un ragazzo questo tipo di situazione? Che sicuramente inizio anno eravamo tutti molto contenti e soprattutto con grande voglia di affrontare questo progetto che doveva essere la vittoria finale. E il ragazzo Giuseppe Cerro? Giuseppe Cerro ha fatto grandissima esperienza e ringrazio molto questi gli amici della Parma che mi hanno permesso di farla, perché alla fine vincerlo nel campionato era importante vincerlo, sarebbe stato più bello sicuramente vincerlo. Però già solo il fatto di essere a contatto con dei giocatori come Rosario Bernardo, con un mister come Andrea Pensabene e come gente come Corsino, Cariotto che hanno vinto scudetti, già per me era tanto passare dagli esordienti a questa cosa, quindi alla fine per me è positivo. Giuseppe, oggi abbiamo con te una serie di due ragazzi, diciamo, dei elementi che fanno parte, compongono la tua rosa in testa alla classifica del campionato. Ci presenti un attimo tutti e due i tuoi allievi? Allora, uno sarà Antonio Causa, classe 96, difensore centrale, mentre invece l'altro è Alessandro Basile, classe 97, che è un centrocampista centrale. Questi due ragazzi, una domanda, prima che parlino loro, dove sono cresciuti di più secondo te rispetto all'inizio della stagione? Ma sicuramente sotto il profilo della squadra in generale, perché loro erano molto abituati, uno per esempio Causa era abituato a un campionato di prima categoria dove si fa magari molta meno attenzione alla tattica, molta meno alla linea difensiva, ma più allo scontro fisico, e invece magari da noi, seguendo anche l'indicazione di mister Pensabene, abbiamo cominciato più a giocare a zona, anche nei calcio d'angolo, nei palle attive, e quindi è cresciuto molto da questo punto di vista. L'altro ragazzo è cresciuto anche lui perché nasceva da attaccante. Quindi l'anno scorso come ultimo anno allievi ha fatto il centrocampista con dei risultati altalenanti, perché era la Juventina Palermo che è retrocessa, quindi non gli ha permesso di fare un grosso campionato, e quest'anno sta crescendo e sicuramente sarà un ragazzo che vedremo, magari non dico in grandi categorie, ma nelle categorie regionali potrà fare la differenza sicuramente. Alessandro Basili, allora, già abbiamo parlato con Mister Cerro, già ti ha legnato, lo vedi? Anche il tempo di iniziare, tipo, deve fare meglio, sta migliorando. Il suo picciotto è buono, però hai detto no, guarda, parliamone bene. Dice, ma quello faceva pure gol e ritorneremo a fare gol. Allora, abbiamo saputo che eri attaccante, allora. Qual è il tuo ruolo? Come ti senti più tuo, vogliamo sapere, dove questo ultimamente hai cambiato spesso il ruolo? No, il centrocampista è il mio ruolo, grazie al mister che mi ha messo in campo. Ti stai divertendo? È emozionato, tanto
Tanto no? i 6.000 ascoltatori tanto ti fanno l'applauso solo comunque, 6.000 quindi... siamo, quindi no. Che taglia, dai. Vai, continua, anche che poi tagliamo. Poi tagliamo la ipotizziamo che questo campionato si possa vincere, ma tu sai quanto è bello, perché io ne ho vinto qualcuno di questo, proprio juniores, il campionato regionale, e ti devo dire, guarda, che adesso cominciano le partite quelle veramente belle, dove tantissime persone vengono a vedervi, perché voi siete il futuro di questo nostro calcio. Cioè, come la vivi questa situazione? Stiamo a parlare, perché se no ti facciamo fuori. Come la stai vivendo sta cosa? Dai. No, bene, perché... Non ti guardo. L'importante è che va bene. Siamo qua con Antonio Causa. Allora, Antonio, come quest'anno così trionfale? Rispondi a questa domanda. Te l'aspettavi di essere in testa alla classifica? Comunque un campionato juniores che è difficile, è stato complicato, ci sono diverse belle formazioni. Sapevamo fin dall'inizio delle nostre potenzialità, ma sapevamo anche che per arrivare a certi risultati c'era bisogno di un certo allenamento con tanta intensità, tanta volontà e tanta voglia di sacrificio. Il nostro gruppo è cresciuto, siamo diventati forti anche l'uno con l'altro nel capirci, nell'essere uniti, nel difendere i nostri compagni. Abbiamo visto la classifica ed eravamo primi. E infatti, una cosa meravigliosa. Questa puntata della Meglio Gioventù è anche per farci vedere i sacrifici che ci stanno dietro una stagione di un campionato juniores che è molto più impegnativo di quello che sembra. Piero? No, ma già tu sei uscito alla testa dalla juniores e sei in procinto di prima squadra, solo hai fatto già una presenza in panchina. Che emozione hai provato essere tenuto in considerazione da questa grande squadra, perché insomma la Parma in eccellenza e di un grande allenatore come pensa bene. Cosa si prova? Certo, il sacrificio viene appunto per questo, per cercare di ambire sia al tuo campionato, però a farti notare dai grandi, no? Dal mister Pensa Bene. La prima volta che mi ha chiamato non si può nascondere che ero emozionato, anche se non ho giocato, comunque è stata una presenza in panchina, fa comunque curriculum per un ragazzo a 18 anni, col Marsala in Coppa Italia. Hai capito. Semifinale di Coppa Italia. Hai capito. È stato molto importante, ovviamente, certo. Ma in questo processo di crescita, diciamo, se dovessi esprimere oggi un desiderio, quale sarebbe il tuo sogno sportivo, proprio in generale, anche allargando proprio gli orizzonti all'infinito, qual è proprio la partita più importante che vorresti giocare? Allargati, dai. Larghissimo. Allora una finale di Champions League. Hai visto? Ed è così bisogna essere. Ambiziosi fino alla fine, come la Meglio Gioventù Parma. Io spero veramente che prima che finisca il campionato, questo è un appello che faccio al nostro misterone, questi ragazzi facevano giocare il più possibile, perché è una cosa veramente bella avere in campo questa gente e ci gratifica per il lavoro che facciamo. Essere allenatori non significa solo vincere una partita, ma dare gioia a questi ragazzi che se lo meritano. Con Mister Cerro giustamente non possiamo non fare il pronostico del campionato, quindi c'è una grandissima partita che è Alcamo-Paceco, sarà una bella battaglia. Come la vedi? È difficile perché sono due squadre dove ho entrambe le squadre grandi amici, però se dovessi dire la mia, Paceco. Quindi per Simone, dai, per Simone. Ciao Simone. E allora ragazzi, Parmonbal Riviera Marmi. Pronostico 1. Signore, pericoli. Com'è? Piero Gatto Piero Gatto e Salvo Sorci. e Salvatore.